God Save the Wine a Roma, inizia la stagione dell'estate romana, non potevamo che annaffiarla col Prosecco, uno dei più rinomati produttori di OCG, Conegliano Valdobbiadene, uno dei pionieri dell'abbassamento del dosaggio, che per noi nerd è sempre importante, però ecco, riducendo il dosaggio come fate voi su questo è il 320 Rive di Ogliano Extra Brut. Ecco, quindi cosa rimane al Prosecco se gli togliamo il dolce? Sappiamo che il Prosecco ha avuto successo per il dolce, cosa rimane se gli togliamo il dolce al Prosecco? Se togliamo il dolce rimane il territorio, questa appunto è una delle chiavi che è alla base del nostro lavoro di ricerca. Quando noi appunto vinificando separatamente le diverse vigne e poi andando a realizzare in bottiglia queste che sono edizioni, chiamiamole limitate, di cui 320 un po' è il nostro primo esperimento, tra cui appunto quest'anno presentiamo la 10ª annata, quindi la 10ª vendemmia di questo vino, contro il 2020. Andiamo appunto, togliendo lo zucchero, a parlare di più di territorio, perché nella terra di Conegliano, dove i vigneti sono su terreni argillosi, ricchi di minerali, ricchi di zolfo, manganese in questo caso, grazie anche all'escursione termica, togliendo lo zucchero rimane il terroir, quindi se abbiamo un vigneto in un terreno particolare, in una zona particolare, assaggiandolo veramente andiamo a sentire quelle che sono le caratteristiche proprio di quella singola sottozona. Esatto, quindi quando si parla di terroir, di territorio del Prosecco, è questa nota quasi umami che riempie di volume la bocca insieme alla spuma delle bollicine, questa nota che mista fa il canfora, la roccia bagnata, il floreale, che non ha bisogno del dolce e dosaggio per esprimerlo, ma che viene fuori in maniera incredibile. E l'altra novità con cui avete riaperto, diciamo, le danze è stato il Prosecco Rosé. Ecco, com'è andato l'inizio del Prosecco Rosé? Allora, il Prosecco Rosé, perché te lo verso? Te lo versi? Prego. Allora, il Prosecco Rosé è un po' la novità dell'anno, se ne parla ormai da tempo. Per chi come noi è stato un ambasciatore anche dei mercati esteri, Zardetto è esportato in quasi 50 paesi, da tempo si sentiva la necessità di dare un'identità più precisa a quella che erano gli spumanti rosati, che noi per esempio da tanto tempo facevamo con uve autoctone, ma appunto in questo caso sentiva la necessità di dare proprio inglobare quello che era il rosato nel mondo del Prosecco, anche per inglobarlo in quella che è la nostra tradizione territoriale. In questo caso appunto noi abbiamo Glera 85%, 15% di Pinot Noir che noi prendiamo da territori delle Grave del Friuli, appunto per la struttura che dà. Privilegiamo quello che è l'anima moderna, contemporanea di questo prodotto, quindi un'anima che deve essere profumata, fresca, quotidiana, che invoglia la convivialità, quindi un prodotto sì, nato in un momento forse di pandemia, ma che è uscito in un momento di liberazione, quindi che vuole festeggiare questa apertura che tutti noi stiamo vivendo in questi giorni con molta felicità. In effetti questo è un vino che sprizza felicità ed è, guarda, il primo Prosecco Rosé che assaggio che non è dolce, che non insiste sulla ruffianeria a tutti i costi. Questa è veramente una carezza di vaniglia, di cipria, di melograno, ma veramente appena accennato. Direi che, ecco, conoscendovi non poteva essere diverso, però su Rosé, questo è un Rosé che potrebbe mettere in difficoltà qualche amante del Rosé, che spesso purtroppo cercano questo vino per l'aspetto dolce, e invece questo vino è proprio sapido, rinfrescante, gustoso, con quel tocco in più di frutto di Pinot Nero che gli dona un'eleganza incredibile. Quindi un vino veramente, veramente splendido, quindi complimenti. Guarda, posso dirti senza dire bugie, è il Prosecco Rosé più buono che abbia mai bevuto, ne ho bevuti una decina, quindi un campione non enorme ma però ecco, aspetto il banco d'assaggio, quando me lo organizzate vengo su e li assaggio. Per ora veramente un piccolo grande capolavoro e soprattutto molto Zardetto, molto un grandissimo piacere averlo qui stasera per questa ripartenza. Grazie mille.